Medaglia avvicinatevi, balliamo tutti con le nostre donzelle. E quindi poteva essere tranquillamente finito a colpi di stocco o addirittura finito con la spada. L'armatura proteggeva moltissimo nel Medioevo. L'unica arma che poteva temere l'armatura era la balestra. La balestra poteva essere utilizzata da una distanza molto elevata e poteva trafiggere appunto il ferro, al punto che molti di questi cavalieri, perché solo i cavalieri potevano permettersi l'acquisto di un'armatura, era come se oggi noi andiamo a comprare una Ferrari. Nel Medioevo era la stessa identica cosa, costava un mucchio di soldi. E quando un dardo riusciva a entrare dentro l'armatura, il più delle volte non veniva estratto, perché tamponava l'emorragia e quindi il principe, il conte o chiunque fosse che era dentro questa armatura riusciva a vivere qualche giorno in più. Una volta che comunque veniva a dissanguarsi, allora ormai era fatto, non c'era più. Vedete come sono proprio accaniti, e questo fa piacere, ci fanno vedere appunto qual era la maestria nell'utilizzare questa nobile arma. Delle curiosità, per esempio era bandita dalla chiesa i balestrieri, erano banditi perché non era giusto che un qualsiasi figlio di falegname